Buongiorno, bentornati con l'informazione in diretta di Telefriuli che apriamo con un colpo di scena che arriva da Pordenone. Colpo di scena infatti nelle elezioni, il TAR ha riammesso alla competizione Anna Ciriani, estromessa in un primo momento dalla Commissione elettorale. Il TAR, il Consiglio di Stato, per documentazione irregolare. Per il Tribunale amministrativo regionale le integrazioni presentate sono avvenute nei tempi. Entusiasta la candidata sfiderà quindi il 3 e il 4 ottobre l'omonimo Ciriani, Zanolin e Cloud. Il servizio. Anna Ciriani torna in corsa. La professoressa pordenonese, che era stata esclusa dalla competizione elettorale per la carica di sindaco a Pordenone, è stata riammessa dal TAR del Friuli e Venezia Giulia. La candidata era stata esclusa dalla commissione elettorale per alcune inadempienze burocratiche sulla raccolta firme e la presentazione della documentazione, al che la candidata, sostenuta dalla lista Amiamo Pordenone, aveva subito provveduto a raccogliere altre 74 firme, vidimandole nei modi corretti e ripresentandole alla commissione, dalla quale non aveva però più avuto risposta. L'esclusione era poi stata confermata in un primo momento dal Tribunale amministrativo e quindi dal Consiglio di Stato, ma Anna Ciriani non si è arresa e attraverso il suo legale, Francesco Furlan, ha presentato un nuovo ricorso al TAR che, esaminati i documenti, ha riconosciuto come i termini per presentare l'integrazione fossero quelli statali, che Ciriani ha rispettato, e non quelli regionali più restrittivi. Il TAR ha anche scritto nella sentenza che l'impegno della Ciriani è stato lodevole e che la Commissione non ha tenuto conto del principio del favor partecipationis. Da qui la riammissione. Ora la Commissione elettorale, entro domani, dovrà prendere atto della sentenza, quasi certamente riammettendo Anna Ciriani ed effettuando una nuova estrazione per l'ordine dei candidati, che saranno 4. Oltre alla professoressa, che si è detta entusiasta per la riammissione, il sindaco uscente Alessandro Ciriani, sostenuto dal centrodestra, Gianni Zanolin per il centro-sinistra e il Movimento 5 Stelle, Vitto Claut di Coalizione Etica. E rimaniamo sulle competizioni elettorali, creare spazi per i giovani, questa è la ricetta del Ministro delle Politiche Giovanili Fabiana Dadone, oggi a Trieste per la campagna elettorale. Si è parlato anche di formazione e delle necessità delle imprese del Friuli Venezia Giulia di avere personale specializzato. Sentiamo. Bisogna riuscire a riportare anche gli istituti tecnici, quelli che avevamo una volta come istituti all'avanguardia, riuscire a riportarli tramite una riforma che in questo momento è in discussione in Parlamento, a permettere di formare i ragazzi per riuscire poi ad inserirli nel mondo del lavoro, ove servano chiaramente delle competenze specializzate. Poi non possiamo aspettarci che tutti facciano questo tipo di percorso, c'è chi vuole fare carriera accademica, c'è chi vuole anche fare esperienze estere ed è giusto che le faccia. L'importante è che non si abbandoni questo paese per l'idea che non ci sia nulla di positivo da trovare qui. Su questo dobbiamo investire maggiormente, ma non soltanto in termini di unione tra domanda e offerta di lavoro, ma proprio nell'ottica di dargli un paese che sia un paese nel quale riuscire a vivere e a stanziarsi. Il ministro ha poi anche parlato di bullismo e dei rischi per i più giovani. Questo è un tema culturale importante, il modo per sconfiggerlo è anche parlarne. Riuscirò ad affrontarlo insieme a loro. Si sono moltiplicate le esperienze in questi anni all'interno delle scuole di discussione, di presentazione, penso anche di docufilm su questo, ma addirittura la gamification aiuta tanto in questo. Io ho parlato con molti ragazzi che tramite i canali social che noi adulti tendiamo a vedere negativamente sono invece riusciti a condividere ciò che hanno provato in termini di bullismo, a capire che anche altri hanno vissuto le loro esperienze e a farsi forza a fare rete insieme. Siamo noi adulti che non dobbiamo sottovalutarlo troppo come problema. All'interno della Lega c'è una frattura importante. Il ministro dell'Agricoltura Stefano Patuanelli dei 5 Stelle oggi a Trieste ha parlato della situazione politica italiana, tracciando anche la linea del governo sul comparto in vista del PNRR e poi ha fatto il punto sul Prosecco. Non è il momento di mettere nuove tasse, questo è ormai l'unico punto in comune tra Movimento 5 Stelle e Lega, entrambi al governo, ma con rapporti piuttosto complessi, in particolare in questo periodo di campagna elettorale. Il ministro Stefano Patuanelli oggi a Trieste ha incontrato gli elettori, ma ha anche parlato del futuro dell'agricoltura. La sfida vera è l'innovazione, la capacità di trasmettere innovazione agli agricoltori che hanno una struttura aziendale molto spesso piccola, con entità aziendali di dimensioni ridotte che da soli non possono e non riescono ad accedere alle nuove tecnologie.
ma che se unite in consorzi attraverso l'organizzazione di categoria possono invece avere accesso a quei servizi condivisi. Nessuna novità invece sul tema del prosecco croato. Ho avuto un dialogo con il commissario a Firenze al G20, il commissario Wojciechowski, che ha giustamente fatto presente che in questo momento non c'è una decisione ancora presa dalla Commissione, perché al momento la decisione è stata quella di rendere ammissibile la domanda fatta dalla Croazia, alla quale noi ci opporremo in tutti i modi. Il prosecco ha una storia radicata su questo territorio, ha un valore enorme per la nostra economia agroalimentare, ma è soprattutto una denominazione che nasce in Italia, nasce su queste terre storicamente molto prima del prosecco croato. Infine, un pensiero alla Lega, al cui interno sembra esserci una frattura importante. Vedo delle faglie di Sant'Andrea più che qualche schicchiolio. È evidente che c'è un grande fermento nella Lega, è evidente che ha due anime che si stanno scontrando, Salvini sta cercando con equilibrio di tenerle assieme, però io credo che poi alla fine ogni forza politica guarda al suo interno, non voglio mettere becco su quello che succede in casa d'altri, anche perché anche la nostra forza politica ha avuto momenti e scossoni complicati anche in questa legislatura. Non credo che questo avrà una incidenza sull'azione di governo. Passiamo alla cronaca. Un grave incidente stradale ieri sera a San Daniele del Friuli, a Villanova. Sono rimaste ferite in maniera molto seria 3 persone, tutte della zona. 3 persone sono rimaste gravemente ferite in un incidente stradale accaduto ieri sera a San Daniele del Friuli, a Villanova, nel tratto che prende il nome di via Ortigara. La strada è rimasta chiusa a lungo con disagi al traffico. Nell'impatto frontale avvenuto all'altezza di una curva si sono scontrate una Mitsubishi condotta da una donna di San Daniele di 46 anni che viaggiava con un uomo di 64 e una Fiat 500 guidata da una donna di Ragogna di 67 anni che trasportava una compaesana di 60. Nell'impatto sono rimasti feriti entrambi i passeggeri e la donna al volante della 500. Sono stati soccorsi e trasportati all'ospedale di Udine, dove sono stati ricoverati in prognosi riservata. Non sarebbero comunque in pericolo di vita. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della radiomobile di Udine e della stazione di San Daniele, per la viabilità invece i militari della stazione di Fagagna. I vigili del fuoco volontari di San Daniele sono intervenuti per la messa in sicurezza del luogo dell'incidente. Sul posto 2 ambulanze e l'equipaggio dell'elicottero sanitario. E 5.000 persone hanno manifestato ieri sera per le strade di Trieste contro l'obbligatorietà del Green Pass per i lavoratori, che entrerà in vigore il prossimo 15 ottobre. Alcune persone si sono poi soffermate intorno alle 21 davanti al Palazzo del Governo con striscioni. Nessun problema di ordine pubblico, la manifestazione era stata richiesta ed era stata autorizzata, numerosi comunque gli agenti di polizia e i militari anche in assetto antisommossa. E peluche non conformi sono stati conferiti in discarica perché considerati non sicuri per i bambini, avevano degli elementi che potevano staccarsi ed essere ingeriti dai più piccoli. I funzionari dell'Agenzia delle Dogane di Udine hanno gettato in discarica 5.400 peluche per la distruzione. La merce proveniente dalla Cina era stata trattenuta in dogana dalla sezione operativa di Punto Franco Nuovo perché non rispondeva alle caratteristiche di sicurezza e conformità. A una verifica fisica, infatti, i funzionari in servizio all'ufficio delle dogane di Trieste hanno riscontrato che i pupazzi in poliestere mancavano della prevista marcatura CE, dell'avvertenza al consumatore e dell'indicazione dell'età minima di utilizzo, che in questo caso non può essere inferiore ai 3 anni. Dal campione inviato al laboratorio per le analisi è risultata poi la non conformità agli standard di sicurezza previsti per legge, con riferimento al rischio meccanico per il possibile distacco di piccole parti che avrebbero potuto essere ingerite con conseguente rischio di soffocamento da parte dei bambini. Ladrinazione durante la Biker Fest a Lignano Sabbiadoro. Un ambulante che proponeva i suoi prodotti alimentari nella manifestazione si è visto sottrarre l'intero incasso, circa 26.000 euro, dal suo furgone di lavoro. Si tratta di un ambulante, un ristoratore toscano che, scoperto l'ammanco, ha chiamato il 112. Grazie per l'ascolto, il nostro TG finisce qui, ma tra pochissimo approfondimenti e dirette dal territorio con A voi la linea.
Lega.